Deus ti salve Maria, qui sei de grazia plena, de grazia sei vena, e su Deus onnipotente, cum tegus esti stato. Un rito antico, espressione di un paese che ama la sua patrona, Santa Maria di Monserrato, una splendida chiesa affacciata sulla piazza vestita a festa, una cerimonia di passaggio tra le più enigmatiche di tutta l'isola, l'esempio più fulgido della religiosità, il risultato di uno straordinario anno di preparativi sotto il segno della Madonna e dei cittadini di Burcei, il capolavoro che può compiere la comunità. Vieni a vedere questa manifestazione perché non ne vedrai altre di questo tipo, ne vedrai bellissime, però come questa non ne vedrai altre. È una cosa unica che non esiste da nessun'altra parte. Forse in qualche paese adesso hanno provato a estrapolare un po' della nostra tradizione e a rifarla, però diciamo che Burcei ha una tradizione secondo me molto più forte. Pioggia, vento, freddo, caldo. Ci sono sempre tantissime persone, stasera al cambiamento si vedrà anche questa partecipazione. Tutto da venirlo a vedere, soprattutto il cambiamento, perché non ne vedi in giro dei cambiamenti così. L'uscita, andando a trovare il comitato nuovo, accompagnarlo in chiesa, sono tutte tradizioni che esistono da tanto tempo. Su Cambiamentu si ripete puntuale con il suo patrimonio di emozioni e valori. Questo gioiello di vita sociale si offre ai cittadini e ai visitatori che come ogni anno affollano le strade, un suggestivo momento di passaggio che inizia con le celebrazioni religiose. Cambiamento, oppure chiamato anche Sugambio dessa bandiera, è il vero e proprio passaggio del testimone tra il comitato o sobreria che ha realizzato la festa o di Santa Barbara o di Santa Maria, in questo caso di Santa Maria, e fa una sorta di passaggio della bandiera che è all'effigie della Santa, con tutti i vari accessori legati appunto al suo culto, a chi la riceve in casa propria, quindi il nuovo comitato e il nuovo presidente della festa. Il rito di Sugambiamentu cresce di anno in anno, culto esclusivo dei comitati scelti dagli stessi cittadini. I burceresi, che ne conservano il significato profondo, la cerimonia diventa suggestione per i fedeli, tutti accolti in un affascinante allestimento della chiesa di Nostra Signora di Monserrato. La processione religiosa attraversa le vie del paese vestito a festa. Il vero e proprio cambio della bandiera ufficiale è quello religioso, perché comunque parte da un culto religioso e consiste proprio nel passaggio supervisionato e benedetto dal sacerdote tra il presidente della festa attuale e quello che dovrà realizzare la festa. Quindi è un momento in cui si scambiano la bandiera, e sono due le bandiere, una è la bandiera proprio quella, diciamo, che è la più importante, quella un po' più grande anche, che porta il presidente attuale della festa, e quella secondaria, che comunque è di uguale importanza, che dovrà invece durante la processione portare il nuovo presidente. Quindi per la prima volta i due presidenti porteranno una bandiera per le vie del paese per mostrarsi anche alla popolazione.
Un momento di valorizzazione con cui Santa Maria Patrona viene portata di fronte alla casa del nuovo comitato. Il corteo si muove ritmato dal rosario recitato da donne e uomini, segno di un culto condiviso che rispecchia il passato e il sentimento dei tempi, traccia di un valore mai dimenticato e che ogni anno ritorna al suo splendore. Io sono sicuro che il popolo di Burcei ha una madre che si chiama Maria, che l'ha affidata alla Chiesa, e il popolo di Burcei fa a gara per chi possa servirla. Penso che qui non ci sia una persona, che non abbia fatto la festa di Santa Maria. Questo vuol dire tutto. Non faccio un applauso per voi, vi chiedo che voi, anche per voi, applaudite voi e anche tutto il popolo di Burcei. Ci troviamo di fronte a due famiglie perché in sé il comitato comunque diventa una famiglia, una cosa sola, anche se sono delle persone che comunque magari tra di loro fino a quel momento non hanno avuto particolarmente a che fare, diciamo che alcuni sì, altri meno. Quindi c'è quel momento del cambiamento è quello in cui chi ha realizzato la festa si rende conto che ciò che ha avuto per un anno, perché comunque poi l'investitura dura praticamente un anno, la vede andare via dalle mani, quindi c'è questa malinconia del dover dire un arrivederci che non si sa quanto possa durare alla Santa e a tutto ciò che comporta comunque essere comitato. Dall'altra parte invece c'è l'attesa di ricevere questa investitura e il peso della responsabilità di realizzare un'onorificenza per la Santa e per la popolazione che sia appunto degna di nota. Quindi agli occhi della popolazione c'è da una parte una gratitudine per ciò che è stato, dall'altra parte la speranza è già una forma di gratitudine per ciò che verrà fatto. Al servizio di Santa Maria le migliori forze del paese per l'organizzazione della festa, creando sempre un nuovo modo di stare insieme per lo stesso obiettivo, un bellissimo, eccezionale esempio di integrazione che si ripete anche per la festa di Santa Barbara. È un'emozione che penso che è difficile da spiegare, perché effettivamente chi non l'ha provata non può effettivamente capire. Innanzitutto la difficoltà che un comitato ha nell'organizzare la festa. Tutto l'impegno che ci si mette effettivamente dietro per un anno intero, un anno dove noi passiamo giorno e notte insieme, incontriamo manager, prendiamo decisioni, grazie al nostro paese noi possiamo effettivamente organizzare questa festa perché l'aiuto economico che Burcei ci dà è una cosa che penso non si vede in nessun altro tipo di paese, perché è forse è anche una delle cose più sentite a Burcei. Grazie a una comunità molto religiosa, ogni anno Burcei scopre un rinato interesse per il rito che fa riavvicinare sempre più cittadini a Santa Maria. I comitati sono la sua espressione terrena e il loro compito di organizzare la festa li mette insieme per condividere la fede e il valore sociale della comunità che si riunisce in suo nome. È una tradizione che comunque va avanti da tanto tempo e l'investitura viene fatta in un modo molto particolare, nel senso col cambio della bandiera. Il presidente uscente ti porta la bandiera, tu la baci e prendi in carico il nuovo anno con un nuovo gruppo. Era una cosa che portavo dentro e volevo comunque farlo per portare avanti anche la nostra tradizione e la nostra fede. È stato un anno bellissimo, innanzitutto per il gruppo che ci ha sostenuto e abbiamo alle spalle. E poi comunque è un anno dove scopri nuove persone, nuove situazioni e vivi una realtà che comunque se non fai un certo tipo di esperienza non riesci a capire, perché comunque si crea un legame con altre persone che non pensavi potessi realizzare e fare. Il ciclo religioso di Sugambiamentu è assolutamente originale e non ha confronti nel panorama isolano. Il passaggio dell'organizzazione della festa di Santa Maria da un comitato uscente a uno entrante narra di un rito antico ma che conosce e sente i bisogni della società moderna, cerimonia che ha ragione d'essere ancora oggi per il desiderio degli abitanti che ne riconoscono il prestigio.
Quando trovi un gruppo come quello che abbiamo, per fortuna, sono più le gioie dei momenti comunque di tensione, perché tutto avviene in maniera molto serena, molto semplice, quindi è più la gioia che c'è dietro. Il risultato alla fine è dovuto all'umore di festa. È festa proprio internamente al gruppo, è festa nel sapere che seppur ognuno di noi ha i suoi problemi, i suoi pensieri, le proprie preoccupazioni, sapere che poi sta arrivando il gruppo a darti la gioia di dire tutto il resto ma chi se ne frega, capito? È quello che ti porta a essere famiglia. È proprio questo, il termine giusto, proprio famiglia, nel senso capirci senza dover parlare. Chi vive l'esperienza oggi racconta ancora meglio il significato che ha per i burceresi su Cambiamentu, unico rito di assoluta adesione alla fede, la cui osservanza dei cittadini lo fa collocare come evento atteso e invocato. Il comitato uscente si riunisce per l'ultimo rito, quello di passaggio. Parte innanzitutto dalla fede. La fede è la prima cosa. Poi si creano rapporti d'amicizia, di famiglia, di comunione, di emozioni e tante cose. La grazia l'abbiamo già vissuta, nel senso di aver concluso questo percorso e di continuarlo, nel senso tra di noi come persone. Poi ci aspettiamo che comunque il nuovo comitato speriamo vada d'accordo come famiglia. È uno di quei paesi dove tengono alle tradizioni. Sono molto legati. Quando giravamo per le case, per le offerte, in ogni casa trovavamo persone diverse. Persone ammalate. Bella esperienza. Anche il prete ci ha sostenuti. Facevamo le messe in Eurioni e poi andavamo casa per casa per la gente che non si poteva comunque andare in chiesa. È stato molto bello. L'emozione c'è perché comunque lasci una cosa e non riesci a pensare poi al domani, no? Non sai, diventa una cosa nuova. Nella quotidianità diventa una cosa nuova. Prima o poi l'avrei fatto anche per devozione per la patrona, che è Santa Maria. Cosa ti aspettavi da questo anno di impegno? Tanto sacrificio, ma anche tanto divertimento insieme ai miei compagni d'avventure. A me personalmente capita di vivere, di attraversare dei periodi in cui non che mi allontani, però non riesco più ad emozionarmi quando magari partecipo ad una messa o ad un rosario. Quindi mi servono proprio queste esperienze per risvegliarmi quella passione, quel sentimento forte che appunto mi lega alla Madonna. Ho vissuto delle emozioni bellissime nel festeggiarla e sono veramente contenta. Il parco, la chiesa di Santa Barbara, il centro storico sono alcune delle architetture più rappresentative di Burcei in alcuni dei più sublimi esempi di antico sardo, luoghi che ancora oggi sono simbolo di continuità con il passato. Oggi i burceresi hanno cura dei loro monumenti. La sua debolezza è anche il suo punto di forza, nel senso che il suo isolamento, per cui noi da tempo e comunque con buoni risultati ci stiamo battendo appunto per cercare di togliere il nostro paese dall'isolamento, però è anche quello che ha permesso il mantenimento di tradizioni come queste. Il fatto che determinate tradizioni meravigliose comunque si siano perse in altri comuni, anche perché hanno subito l'influenza di
diciamo, della globalizzazione e del fatto di avere dei confini che non sono più confini, nel senso tutto è diventato un qualcosa di unico. Qui invece questo isolamento ha portato questo tipo di peculiarità, e questa peculiarità io la riscontro anche nei cittadini. Io dico sempre che la Sardegna è un'isola, Burcei è un'isola in un'isola, e ogni singolo cittadino di Burcei è una piccola isoletta. A recomando dell'assai su cambiamento, ai civumento deus connottu, che in Sardegna dottu non ci data paragoni de manifestazione e cibella, patrimonio del Santigu a Sentinella. Ziu Fieliurru di Burcei raccomandava il rito al futuro. Non c'è una data specifica, diciamo, agli atti. Noi abbiamo fatto anche come amministrazione, come comune, una ricerca sugli archivi, viene sempre riportato, quindi non c'è una data X come può essere magari per altri eventi. Quello che è sicuro che è più antico di 100 anni, sicuramente più 100 anni. Poi ci sono stati dei momenti in cui sicuramente è stata evidenziata di più questa manifestazione, però quello che abbiamo riscontrato è che effettivamente per la sua unicità non è mai stata diciamo, portata in luce quanto necessario e quanto gli spetterebbe. All'imbrunire, il rito di passaggio del sugambiamento si completa con il cambio della bandiera. Il comitato entrante saluta e consegna gli stendardi al nuovo presidente. Anche i voti utilizzati per la pratica curativa e il vestiero della Santa andranno in custodia del nuovo comitato, portati in processione dal carro a buoi, preceduto dai bambini del paese con in mano le bandiere. Il rito si riprende la sua tradizione e cambia, riconoscendo il fulgore del momento, straordinaria testimonianza della vitalità sociale e del rapporto di devozione che i fedeli hanno stretto con Santa Maria. Venuti a casa il presidente Vecchio, ci hanno chiesto se organizzavamo questo comitato, quindi abbiamo accettato, siamo andati a cercare queste persone, hanno accettato anche loro e l'hanno fatto volentieri. Adesso speriamo che vada tutto bene. Lo facciamo, penso, tutti perché crediamo, siamo religiosi e crediamo in Santa Maria, e penso che tutti siano con lo spirito della religiosità, poi vengono anche le altre cose. E da questa sera cosa vi aspettate? Mi aspetto la speranza che vada tutto bene. Speriamo che sia una bella esperienza. C'è la responsabilità che si cerchi di fare le cose bene, che non ci siano imprevisti. È importante perché ci si crede, se non ci si crede non ci si neanche si addentra in una festa così, perché un anno di lavoro è un sacrificio che molti chi non lo prova non lo crede, capito? Perché sembra una passeggiata, invece è un anno di noti, anche pensando, e abbiamo il compito di gestire, diciamo, i soldi di un paese, quindi la gente aspetta tantissimo dal comitato. O gomitau brenude bundadi cais tradizionis ancora si pensada ma s'avvini de su percorso in sora. I poeti improvvisatori affidano l'estro al momento. Nel paese, che in Sardegna ne possiede il maggior numero di cantori, il rito di passaggio è cadenzato dalle rime. Per il cambiamento è tutta un'altra tipologia di preparazione rispetto alla classica gara poetica che si fa nelle piazze, è un'atmosfera completamente differente che io sento molto di più rispetto a quando vado a cantare in un altro paese, proprio perché è un momento molto particolare per il paese in cui ogni persona sente tanto questa manifestazione, quindi non so mai come mi devo preparare perché ogni anno mi colpisce sempre di più.
Allora, a livello come poeta voglio fare una distinzione, perché io ho vissuto il cambiamento sia a livello di poeta, ma anche come comitato, in quanto anch'io ho fatto 2 feste, quindi ho vissuto il cambiamento sotto questi 2 punti di vista. Se facciamo un discorso a livello di comitato, il cambiamento è molto bello e molto emozionante quando lo fai nel momento in cui si prende la festa, un po' più commovente quando la festa la si sta lasciando. A livello poetico invece rimango del parere che comunque è un momento molto emozionante e molto particolare, anche perché durante le nostre gare poetiche non c'è un pubblico numerosissimo solitamente, e invece quando andiamo a cantare per il cambiamento ci ritroviamo sotto tutto il paese, che comunque per noi non è abitudinale come cosa. Il presidente del comitato entrante aspetta e accoglie il comitato uscente, che sta lasciando l'onore dell'organizzazione della festa per offrire a Maria la dedizione e le preghiere, nel rito di passaggio, l'incoraggiamento per i nuovi componenti, il passaggio di bandiera e un augurio di nuove esperienze di comunione e unione nel segno di suo cambiamento. Di ascoltare sicuramente la fede, di ascoltare la loro devozione, di affidarsi alla Madonna e di essere se stessi. De tu intendanta sabogigara, in custa dimora brintendi o Maria. Bussa da sa porta de grazia brena, brena de grazia, bussa da sa porta. A poche centinaia di metri il comitato uscente parte verso la casa del nuovo presidente per un passaggio di consegne di grande impatto emozionale. Il cambiamento è innanzitutto interiore per chi ha occupato il ruolo per un anno, cambiamento che unisce nella figura di Santa Maria, che ha realizzato in loro quello che era un auspicio di unità, un manifesto con cui celebrare la collaborazione gli uni con gli altri e che rivendica una tradizione autonoma di osmosi in cui il loro credo più intimo li tiene uniti. Forse sono uno dei componenti che ci sta soffrendo di più, perché proprio l'abbandono, a parte della bandiera, che dobbiamo consegnarla al nuovo comitato, ma so già da esperienze precedenti sempre mie che non vedendoli più ogni giorno o spesso durante la settimana, il magone è sempre più grande e stanotte sicuramente è peggio, sarà peggio. Il programma religioso è stato veramente ricco di momenti che ci hanno portato da noi non programmati, però ci siamo arrivati col suo aiuto proprio ad emozionarci e a vivere quello che è veramente il senso puro e vero di queste esperienze. La Madonna ha fatto tutto, dall'inizio fino alla fine, ci ha messo insieme, penso che sia proprio il suo progetto, perché non era preventivato, tra virgolette, nulla di tutto quello che è accaduto, quindi la sua mano l'abbiamo proprio percepita dall'inizio fino alla fine. E sera il rito di suo cambiamento continuerà in forma diversa la sua storia religiosa e sociale nel comitato uscente per dare vita a un nuovo inizio. Il lascito del patrimonio è per chi inizierà un nuovo comitato di unione. Il suo valore si rinnova in una delle massime espressioni di religiosità e socialità che Burcei vuole vivere per un altro anno.